Rispetto a 20 anni fa è più difficile fare musica propria adesso, proprio perché ci sono molti più strumenti, ma ovviamente rende il tutto più difficile. La competitività altissima. Esatto, e quindi magari offre possibilità diverse rispetto ad allora, quando magari c'erano o i concorsi o il suonare dal vivo era un po' più facile. Io consiglio intanto di suonare molto dal vivo, di provare a suonare il più possibile la propria musica dal vivo, perché comunque si fa gavetta. Interfacciarsi con un pubblico che vedi se ti apprezza o no. Aiuta tantissimo, perché anche noi adesso abbiamo la fortuna di suonare di fronte a tanta gente, certo. Ma abbiamo esperienze per cui il numero di componenti sul palco era maggiore degli spettatori, per cui è chiaro che non era piacevolissimo, però aiuta a formarsi anche come, diciamo, dal punto di vista caratteriale, eccetera. Poi se si crede nel proprio progetto musicale, è chiaro che non è semplicissimo, però le piattaforme musicali attuali offrono delle potenzialità che non c'erano una volta, no. Anche se poi cambiano, perché per esempio noi siamo partiti da YouTube, che poi nel tempo ha cambiato l'algoritmo. Probabilmente quello che abbiamo fatto 16 anni fa adesso non potremo più farlo, certo, con l'attuale conformazione. Diciamo che voi avete avuto una passione forte, una spinta forte, e avete deciso di perseguirla e senza arrendervi.